A questo punto la parte più importante potrebbe essere quella della riperimetrazione, spostare totalmente la zona B, che oggi, come abbiamo notato, siamo in una zona B altamente urbanizzata, c'è poco ormai da tutelare come zona di fauna, per cui vediamo che ormai la gente ci vive estate, ci vive nell'estate e nel periodo invernale, per una questione anche di esigenza e di bisogno. Diversamente chiedo con insistenza, visto che siamo già in adempiente come amministrazione per quanto riguarda il piano d'utilizzo, chiedo immediatamente il commissariamento affinché adottano questo benedetto piano d'utilizzo. Piano d'utilizzo che permetterebbe oggi a questa zona di mettere le regole, di intervenire nelle opere primarie e secondarie, per cui parliamo di strade, rete fognaria, illuminazione e quant'altro. È chiaro che dobbiamo a questo punto, e lo chiedo al prossimo nostro candidato sindaco, che certamente già ne ho parlato ed è di interesse diciamo del centrodestra, attivare immediatamente il piano d'utilizzo e considerare il nuovo piano regolatore lo spostamento della zona B. Questa potrebbe essere tranquillamente con le regole una zona molto bella, altamente turistica per i cittadini catanesi.